la mia vita è andata bruciata, i miei sacrifici sono andati tutti bruciati. Ha pianto fino a non aver più lacrime. Il dolore e la rabbia si sono cristallizzati nella disperazione che ha visto bruciare con la sua fabbrica di camerette per bambini anche macchinari, attrezzature e gli ordini pronti per essere spediti in mattinata verso la Sardegna e la Sicilia. Quasi 1 milione di euro di danni, come ci racconta appunto la titolare al termine dell'ennesima telefonata con i clienti che chiedevano se gli ordini erano partiti. Bene o male sono 40 anni di attività protratti da padre a figli e andati in fumo in poche ore. Il rogo alla ex forma, mobilificia Frattina di Pravis Domini, divampata all'alba di domenica mattina. I vicini della fabbrica che hanno girato questo video amatoriale al momento del rogo, svegliati da un forte boato. Sembrava una bomba, dicono ancora increduli nel vedere con la proprietaria lo stabilimento letteralmente scarnificato dalle fiamme. Oltre 20.000 metri quadrati di capannone mangiati dall'incendio per il quale si ipotizza il dolo. Si esclude ogni tipo di cortocircuito, visto che la fabbrica veniva alimentata da un gruppo elettrogeno spento giusto venerdì sera al termine del ciclo produttivo, e oggi come ieri i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere i tanti focolai che hanno reso inagibile e pericolante la struttura, con l'intero soffitto a rischio crollo anche nel corso delle nostre riprese. Ancora non si sa, i vigili stanno ancora terminando di spegnere focolai e dovranno poi fare tutte le indagini del caso. Sul posto i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Pordenone, Venezia e Treviso, con 40 uomini e oltre 15 mezzi. Mercoledì mattina nuovo sopralluogo del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco, con l'immobile che sarà ancora sotto sequestro. Sulla base delle rilevazioni dell'aria non si sarebbero liberate sostanze inquinanti. A certificarlo il nucleo chimico e batteriologico di Mestre e i tecnici di ARPA, Friuli Venezia Giulia.